Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio parlare del sole. Chi si avvicina al sole brucia. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Garda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook, ed è inutile dirlo che i migliori iscritti nel mondo Face ce li abbiamo noi, e anche in Telegram, dove nel gruppo Magici Arcieri Bertoldini il Degana Marietto Veneziano coadiuvati a Midas tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati, ormai siamo più di 190 e aspettiamo solo voi. Eventualmente, se vi scappa anche un super like e un bel commento, il vostro Marietto contento. In più qui sotto nelle descrizioni ci sono i link per poterci raggiungere. Bene, parliamo un po' di questi soli, che chi tocca il sole si brucia o muore bruciato. Perché questo titolo roboante? Perché molte persone non si rendono conto che giocare con quelli alti di Bovis o quelle persone che magari nella vita sono persone semplici, ma che in realtà sono, come si suol dire, un po' altini di Bovis, alla fine ci si brucia, proprio perché questo sbalzo a livello vibrazionale è troppo alto e non riescono a reggere. Ad esempio, faccio un esempio, i cabalisti parlano di questi 125 gradini che sarebbero gli stadi spirituali che uno, o gli scalini spirituali che uno deve fare per poter raggiungere la Keter, per entrare in questo amore infinito, in questo paradiso terrestre, mettiamolo giù così, in questo mondo a venire. Però il fatto che forse non è chiaro che uno da 0 a 125 non può arrivare, proprio perché sarebbe troppo alto, troppo forte, troppo importante lo sbalzo, che quell'anima lì si brucerebbe, cioè starebbe malissimo e non riuscirebbe veramente a capire e a gustare questo amore infinito. Quindi per forza di cosa non ci sono salti di nessun tipo di ere d'oro, eccetera eccetera. Cioè, quando una persona incomincia il cammino verso la Keter, deve capire che non ci sono scorciatoi, deve fare tutti questi passaggi. Però è chiaro che quando uno è arrivato al 125 gradino, anche se è su questo mondo con i piedi, se una persona birichina gli fa lo sgambetto, chiaramente lo sta facendo alla Keter, e di conseguenza non c'è niente di gratis. Magari il primo giro, come diceva il babbo del Marietto, è gratis, ma poi si passa alla cassa. A me è capitato di sentire voci di corridoio che qualcuno aveva fatto il birichino col Dante. Il Dante poi è successo che è ritornato indietro, questi si sono resi conto che avevano giocato col cicciobello sbagliato, sono andati da esoteristi a chiedere come mai, anche se loro avevano fatto le biricchinate, il Dante era sempre in piedi, e questi veggenti, queste persone che avevano questi talenti, questi doni, gli hanno detto: l'ultima persona con cui dovresti avere un problema è il Dante, oppure la cosa più brutta che ti potrebbe capitare è nella vita è fare lo sgombetto a uno come il Dante. Perché? Perché il Dante era come un sole, e chi si avvicinava troppo al Dante, o chi si avvicina troppo al Dante, alla fine si brucia. Solo che purtroppo noi viviamo nel mondo delle illusioni, delle apparenze, e pensiamo che se uno ha un Rolex e scende da un Porsche è un personaggio importante, e se invece uno fa l'orto vicino al Camposanto e ha una vita tranquilla, è un, tra virgolette, un sempliciotto, o uno che ha poco valore. E quindi di conseguenza magari cerchiamo di non fare lo sgambetto al tipo che scende da Porsche, e poi magari facciamo lo sgambetto a uno come il Dante, e qui chiaramente siamo un po' miopi, un pochettino birichini, e non riusciamo a capire bene la differenza e le proporzioni. Quindi capita a molti che poi, quando si rendono conto di aver entrato nella loggia massonica sbagliata, aver fatto lo sgambetto alla persona sbagliata, qualcuno gli bussa alla porta e gli spiega: guarda che quello lì è un sole, e se tu ti avvicini troppo o lo tocchi bruci. E poi si domandano: ma come faccio a bruciare?
Poi magari questo veggente ti spiega: guarda, ti porto nel paradiso di Brissago, così ti faccio vedere dove andrai quando uscirai da questo mondo, da questo piano vibrazionale. E dopo questi qui tornano indietro e hanno un pochettino lo sfintere ghiacciato. Ma questo, cari miei, è quando uno gioca troppo a fare il birichino con i soli. Quindi, cari amici, attenzione che chi si avvicina troppo al sole e lo tocca, poi alla fine si brucia le manine e anche tutto il resto. Quindi, questo per dirvi anche che quelli alti di Bovis hanno già loro una protezione a prescindere, proprio per il semplice fatto che, come si suol dire, lo stato loro vibrazionale è, come si suol dire, una difesa. Per fare un altro discorso, quando noi acquistiamo dei libri di magia e in questi libri ci sono dei geni altissimi, no? Quando noi facciamo un rito operativo per salire di grado e potergli parlare con questi geni altissimi, siamo noi che ci alziamo a livello vibrazionale e quindi abbiamo tutto l'ambiente nel tempio alto e adeguato per poter innalzarsi e parlare con questi geni. Se questi geni si abbassano ed entrano in questo mondo e parlano, ad esempio, e si mettono in comunicazione con un mago nero, questi qui vengono bruciati perché a livello vibrazionale sono troppo bassi e quindi è come se loro si avvicinassero a un sole. Questo era solamente per dare una piccola infarinatura alla gente che si vogliono avvicinare spavaldamente alla magia. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Marietto vi ringrazia di avermi seguito fino a qui e vi chiede, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegana Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!